Buonasera da Marco Angileri, ben ritrovati a F Motori, una puntata quasi interamente dedicata al Rally Piancavallo. Questo weekend è entrato nel vivo la gara pordenonese, ne parleremo assieme a Carlo Ragogna, detto stampa della gara, ma anche notizie dedicate all'enduro e al trial. You can't step to my throne. They ain't working like me. I did this on my own. You asking where we been. Something you can't tame, 'cause I break. Doppietta vincente per Lorenzo Macorito nella gara valida per il campionato italiano assoluti d'Italia di enduro, andato in scena sulle rive del lago di Piediluco, nell'omonima località nel comune di Terni, sabato 24 e domenica 25 aprile. Un clima tipicamente primaverile ha fatto da sfondo ad una straordinaria sfida con numerosi campioni protagonisti della scena internazionale dell'enduro. Il pilota di San Daniele, guida ufficiale della TM Factory, conquista in entrambe le giornate di gara la vittoria nella classe 250 due tempi, mettendo dietro l'avianese delle Fiamme Oro Maurizio Micheluz su Husqvarna. Gara regolare al sabato, dove la leadership di classe del pilota del Motoclub Manzano non è mai stata messa in discussione. Domenica cambio di registro, con Lorenzo che ha da subito macinato un ritmo di gara impressionante, riuscendo a conquistare 2 prove speciali della classifica assoluta ed il relativo trofeo X-Cup Motocross Marketing Alfer della quinta prova stagionale, mettendo dietro di soli 29 decimi il britannico Brad Freeman, campione del mondo in carica. Nonostante una caduta che ha rallentato il giovane pilota friulano, Macorito chiude al terzo posto della classifica assoluta tra i piloti italiani, dietro rispettivamente al compagno di team Matteo Cavallo ed al campione del mondo Andrea Verona. Doppio podio per l'altro alfiere del Motoclub Manzano, Riccardo Fabris, che chiude secondo al sabato e terzo la domenica nella classe Yacht in sella alla Fantic 125. La manifestazione, organizzata dal Motoclub Racing Terni, ha visto al via della gara 180 piloti provenienti da tutto lo stivale, che hanno affrontato un giro composto da 2 settori percorsi per 4 volte, con 3 speciali dall'alto tasso tecnico in grado di mettere in risalto le caratteristiche di piloti che hanno dovuto affrontare in condizioni davvero differenti nei 2 giorni di gara, umide e scivolose al sabato e dure e secche la domenica. La prossima tappa del campionato italiano assoluti d'Italia di enduro si svolgerà a Fabriano, Ancona, il prossimo 16 maggio. Buonasera a Carlo Ragogna, detto stampa del Rally Piancavallo. Siamo entrati nel vivo della gara pordenonese. Sì, buonasera anche a voi di Telefriuli e a tutti i telespettatori di F Motori. Sì, siamo in mezzo alle 2 prove di Barcis Piancavallo per il 34esimo Rally Piancavallo. A te Marco, dimmi. Dunque, partiamo da un dato importante, un gran numero di iscritti sia per quanto riguarda appunto i partecipanti all'International Rally Cup, ma anche al Rally Nazionale, e anche un bel gruzzolo per quanto riguarda lo storico, perciò si parte da una base importante con tanti iscritti, e questo sicuramente un toccasana per il Rally Piancavallo. Certamente erano tanti anni che non si raggiungevano questi numeri, alle iscrizioni erano 145, suddivisi in 82 nello 87 scusa, nella gara dell'IRC, nella gara internazionale, 42 nella gara nazionale e 16 nello storico. È un successo per l'equipe organizzativa di Knife Racing e una soddisfazione gigantesca anche per l'ACI Pordenone, che ha delegato in appalto all'associazione Magnaghese, quindi un successo veramente vistoso, e naturalmente adesso vogliamo vedere cosa succederà tra oggi e domani. Una gara che anno dopo anno sta crescendo vorticosamente. Sì, ti ringrazio Marco. Diciamo così, il 2019 questa è stata la prima volta per il Rally Piancavallo nell'IRC, l'International Rally Cup, e dobbiamo ringraziare l'organizzazione di Loriano Norcini per aver fatto crescere di livello il Rally Piancavallo, che lentamente ma coraggiosamente, energicamente vuole tornare ai grandi fasti del passato. L'anno scorso purtroppo la gara, per causa del Covid, non è stato possibile organizzarla. Quest'anno torna in grande stile. L'anno scorso avrebbe dovuto essere la prova finale con un coefficiente maggiorato, quest'anno è la prova di apertura. Io penso che anche l'organizzazione di IRC sia assolutamente soddisfatta di questo numero di partenti.
Anche le prove speciali vanno a rafforzare quello che è il modo di attrarre piloti e equipaggio, perché è chiaro, Barcis Biancavallo, ma anche il rest e non solo, sono due prove biglietto da visita, direi, che fanno parte dell'università dei rally. Ecco, io posso veramente dire che i ragazzi di Knife Racing sono stati bravissimi. Io ho l'onore di fare l'addetto stampa anche in altre competizioni di livello. Qui a Piancavallo Knife Racing ha fatto delle cose veramente pregevoli. Ha voluto un rally duro. In effetti in Knife Racing ci sono tante anime, ci sono piloti, ci sono navigatori, c'è gente esperta del settore, per cui hanno voluto fare un percorso veramente duro e selettivo. Oggi 2 prove Barcis Piancavallo, domani 3 volte quella di Clauzetto, che è un po' corta ma ha la novità fantastica di passare per il centro del paese, e 2 volte il mitico Monterest che torna. Monterest, oltre 20 km di prova speciale, che di nuovo torna a raccordare la provincia di Pordenone e la provincia di Udine. Non ci sono più le province in realtà, però l'anima pordenonese e l'anima udinese che vanno d'accordo nel rally è comunque qualcosa di particolare. E poi ci sono belle storie da raccontare, proprio perché da una parte e dall'altra del rest ci sono parecchi tifosi, anche piloti, ex piloti, che attendono questa gara, ed è una delle storie più belle da raccontare, perché il rest, chiaramente essendo una prova speciale che taglia praticamente in 2, come dicevamo appunto, le ex province, diventa anche tra virgolette difficoltoso raccordare, perché i trasferimenti diventano importanti. Però è stato coraggioso, come dicevi te, l'organizzatore, ovvero Knife Racing, ma è stata poi ripagata da un gran numero di iscritti. Sì, è vero. Allora ci sono tantissimi equipaggi ovviamente pordenonesi, ma ce ne sono tanti dalla sponda udinese, di Carnia Piston, di Carnia Racing, quindi c'è una grande risposta anche dell'altra parte del tagliamento, no? Di là dell'Aghe, come si dice. E quindi c'è questa comunione di passione tra i due versanti del Monterest, e questa prova poi sarà la prova che farà veramente selezione, sia per la sua lunghezza, sia per la sua difficoltà, il tratto in salita, il pianoro al passo, e poi soprattutto la discesa con i tornanti che sono micidiali. Fortunatamente, visto anche il periodo di pioggia, dalla parte dei piloti navigatori c'è un manto stradale rifatto lo scorso anno per il Giro d'Italia di ciclismo, e questo certamente dà una sicurezza in più, anche perché è veramente una prova speciale coi fiocchi, quella preparata del rest. Eh sì, in effetti è proprio così. Dobbiamo ringraziare l'organizzazione del Giro d'Italia, Kainero, insomma, che porta ancora il Giro d'Italia in Friuli, anche per il rifacimento del manto stradale. Si diceva ancora la scorsa settimana, in una serata in cui abbiamo avuto ospiti d'onore, i vincitori, i record man del Rally Piancavallo, si diceva appunto che il fatto che la strada fosse stata rifatta costituisce un vantaggio, perché le gomme in effetti non degradano, non ci sarà quella rovinosità che c'era invece ai tempi del rally antico. Okay? Perdonami, non ho nominato Dario Cerato e Giuseppe Geppicerri, ma insomma mi riferivo a loro quando si discuteva proprio della difficoltà del rest. Vorrei aggiungere una cosa sulla prova di Clausetto, che è intitolata Il balcone del Friuli, ecco, perché ricordiamoci che lì c'è questo esperimento dell'albergo diffuso, e l'amministrazione comunale quest'anno ci ha consentito proprio di passare attraverso il paese. Ora, quest'anno con il format Covid, ovviamente solo i residenti potranno godersi la gara, o chi ha la seconda casa lassù. Il prossimo anno, sperando con il ritorno alla normalità, una prova che passa per il centro del paese sarà altamente spettacolare. Lo hai detto te, infatti, un modo di presentare tramite lo sport, in questo caso tramite i rally, un paese come Clausetto, che ha molto di turistico, una piccola perla incastonata, possiamo dirla, appunto il balcone del Friuli Venezia Giulia. E questo è importante perché gli amministratori credono nel fatto che una gara di rally possa dare una visibilità giusta per un paese come questo, e far sì che venga ricordato poi anche in chiave turistica. Senz'altro, infatti i rally sono un viaggio nel territorio, ma sono un viaggio di promozione del territorio, perché fanno vedere la bellezza dei luoghi, e il Friuli da questo punto di vista non ha nulla da invidiare alle altre regioni d'Italia, ma soprattutto perché in questo periodo di crisi 145 iscritti vuol dire 290 tra piloti e navigatori, vuol dire un sacco di meccanici, di accompagnatori, di team manager,
anche dei media, perché già l'ufficio stampa ha accreditato 75 operatori media tra giornalisti, fotografi, operatori video. Voi capite l'impatto di queste persone sugli alberghi, sui servizi ricettivi. Indubbiamente è una boccata di ossigeno economico in questo momento di crisi. Appunto, lo è stato anche con l'Italian Bayer Internazionale, che tu hai seguito sempre per quanto riguarda appunto la parte di ufficio stampa. Anche in quel caso lì una gara che ha così presentato dei territori tra virgolette nuovi, scoperti sotto l'aspetto appunto dell'Italian Bayer. È andato molto bene anche in quel caso, dicevi appunto una boccata d'ossigeno per gli alberghi, per i ristoranti, perché effettivamente in un periodo così difficile il motorsport si è fatto riconoscere in chiave altamente positiva con l'Italian Bayer Internazionale. Lo sarà, immagino, così, e lo sta facendo appunto anche il Piancavallo per quello che appunto è il risvolto e l'indotto che viene generato, nonostante, lo ricordiamo, non ci sia il pubblico. Sì, ti ringrazio anche di aver ricordato anche l'Italian Bayer Artunia, anche perché il Rally Piancavallo quest'anno ci sono le prove, abbiamo detto prima, del Montereste e di Clauseto, ma oggi sabato si corre su Barcis Piancavallo, poi nel pomeriggio c'è stato un controllo orario nel comune di Polcenigo, in piazza Polcenigo, e un riordino in piazza ad Aviano, e questo è molto importante ovviamente per le località, per l'immagine, il rally come vetrina, anche perché gli stessi sindaci, gli stessi amministratori comunali ci hanno riconosciuto questa importanza, questa valenza promozionale come evento sportivo che si lega anche alla valorizzazione del territorio. Prima di ritornare con il nostro ospite Carlo Ragogna per parlare del Rally Piancavallo entrato nel vivo questo fine settimana, ancora una notizia. Il mondiale trial raddoppia, saranno infatti 2 le giornate di gara valide per il massimo campionato iridato di trial che il motoclub Carnico organizzerà a Tolmezzo il 12 e 13 giugno. Dopo la rinuncia degli organizzatori giapponesi e della Repubblica Ceca ad organizzare i 2 primi round della stagione ridata a causa della pandemia, il sodalizio del presidente Emanuele Prisco ha risposto positivamente alla proposta della Federazione Internazionale di Motociclismo di portare in Carnia ben 2 giornate di gara distinte tra loro per l'assegnazione del punteggio. Una novità positiva per tutto il movimento motociclistico italiano, in considerazione anche delle disposizioni del nuovo DPCM. A metà giugno, infatti, le manifestazioni sportive all'aperto potranno avere la presenza del pubblico. Sarà una grande occasione per ammirare Tony Bo, pilota spagnolo dallo straordinario palmarès con ben 28 titoli mondiali in bacheca, 24 campionati del mondo consecutivi tra outdoor e indoor negli ultimi 13 anni. Spettacolo e adrenalina con salti di precisione millimetrica saranno assicurati dai migliori specialisti delle 2 ruote artigliate al mondo, che si sfideranno con acrobazie mozzafiato tra gli impegnativi ostacoli naturali delle zone di gara dislocate in varie aree del comune Carnico. Non mancherà la prova indoor nel cuore di Tolmezzo, che darà la possibilità anche ai curiosi di vivere da vicino le evoluzioni tra tronchi e massi dei funamboli del motociclismo mondiale. Le altre aree di gara saranno allestite in località poco distanti dal centro storico, con terreni che varieranno dal classico sottobosco a zone con massi e rocce. Appuntamento dunque il 12 e 13 giugno 2021 con la doppia tappa del campionato del mondo di trial di Tolmezzo, che sarà presentato a Udine nella sala Valduga della Camera di Commercio lunedì 10 maggio. Le gare, lo ricordiamo, sono 3, c'è quella internazionale con un chilometraggio maggiore, poi c'è la nazionale e il rally storico. Ecco, spieghiamo anche la differenza, perché la Barcis Piancavallo si differenzia per quanto riguarda il chilometraggio tra la gara nazionale e l'internazionale. Sì, esatto. Allora, la sequenza ovviamente è gara internazionale, è valida per l'International Rally Cup, e a seguire le vetture dello storico e poi le vetture del rally moderno. Storico e moderno fanno un percorso leggermente ridotto, vuol dire che oggi mentre le vetture dell'IRC fanno le 2 prove complete, per lo storico e per il nazionale c'è una prova ridotta che parte da Pian Rispetto a Barcis e poi arriva a 12 km contro i 19 circa, insomma, della prova maggiore. Domani invece le altre prove sono complete per tutte e 3 le serie.
Beh, direi che No, perdonami. Certo, prego. No, no, sì, perdonami perché poi nella fretta si dicono delle cose un po' inesatte. Per lo storico e per il nazionale domani c'erano solo 2 passaggi su Clausetto e 2 passaggi sul Monterey. Praticamente è abortito l'ultimo passaggio su Clausetto. Ecco, era una precisazione doverosa perché ovviamente i costi sono anche minori di iscrizione, come tu ben sai. Quindi, insomma, Certo, il bisogna percorso. anche, infatti. Ecco, tornando all'IRC, l'internazionale, è chiaro che in questo caso è una chiave per proiettare in una chiave maggiore, diciamo, in un palcoscenico più ampio, un rally come il Piancavallo che, lo ricordiamo, in passato ha voluto dire campionato europeo, quando valeva parecchio, una gara che comunque era una delle top, tra le migliori in campo nazionale. Piano piano la strada giusta la stanno percorrendo Aci Pordenone e Knife Racing, perché c'è sempre più riscontro di questa gara. Non solamente gli iscritti, l'alto numero di iscritti di quest'anno lo dimostrano. Sì, allora i fasti del passato non li dimenticheremo mai ovviamente, però immaginare il campionato europeo ormai è impossibile. In Italia abbiamo il campionato del mondo in Sardegna e abbiamo il campionato europeo a Roma, e quindi il Piancavallo in quello scenario, né il Piancavallo né tante altre gare titolate si possono proiettare, però a livello nazionale e anche in ambito internazionale come in questo caso può essere importante. Ricordiamo che quest'anno per esempio sono tornati a correre, al via abbiamo 14 piloti stranieri e questo vuol dire un impatto del 10% sul complesso degli iscritti, quindi ha una grande valenza oltre i confini. È chiaro che poi non sarà l'unico rally che tu seguirai e, come hai detto a stampa, appunto ce ne saranno anche altri. Qual è una tua visione più ampia delle gare che tu segui appunto nel Triveneto? Ovvero sia, c'è stato questo periodo Covid, però la ripresa sembra ottimale, non solo per quelli che sono i numeri del Piancavallo, speriamo lo siano così anche per altre gare della nostra regione, ma un po' di tutto il Triveneto. Beh, verrebbe da dire che i piloti che non hanno potuto correre nel 2020 abbiano tenuto da parte qualche soldino per investirlo in un grande rilancio, perché i numeri di queste prime gare del 2021 sono comunque elevati. Il Piancavallo certamente fa un numero molto elevato, ma altre gare, per non parlare del Sanremo, valido per il CIR, insomma, che ha fatto dei record straordinari. Ecco. Quindi c'è tanta voglia di tornare a correre. E nel Veneto, perché nominavi tu prima, per esempio 2 gare storiche che fanno parte del campionato italiano VRC, il Marca e il San Martino. L'anno scorso il Marca non si è corso perché era programmato a giugno, quando il Covid era ancora troppo stringente. Il San Martino viceversa a settembre ha avuto, diciamo, una vita un po' più facile ed è stata una delle 4 gare di quella della serie cadetta nazionale. Qui in Friuli poi abbiamo a giugno, come ricordavi tu, tra le gare ci sarà il Rally della Carnia, un altro appuntamento importante. Stiamo parlando di Coppa Italia, ma un appuntamento importante perché molto sentito dai piloti regionali, su strade che sono state addirittura esaltate dal test mondiale dello scorso dicembre fatto da Toyota Gazprom, insomma, in vista della prova mondiale di Monza. Quindi se Toyota ha trovato che quelle strade andassero bene per loro, figurati se non possono andare bene per i nostri piloti regionali. Ed è stata anche in quel caso lì una gran bella prova, insomma, Ogier, Verzenni, lo ricordiamo molto bene, ma anche Evans e Rovanpera. Questo vuol dire anche aver ospitato quello che è il meglio attualmente del Mondiale Rally e averlo fatto anche con una gran bella figura dei ragazzi di Carnia Pistons, perché ospitare così i piloti e i team del Mondiale è sempre un qualcosa di favoloso. Assolutamente, è stata un'esperienza non dico irripetibile, perché Matteo Bearzi e Carnia Pistons vorrebbero che ogni anno venissero quelli di Toyota o altri team iridati, insomma, a fare delle prove, dei test, anche se ovviamente è uno sforzo organizzativo imponente e particolare. Però anche lì vorrei dire che anche nella zona di Ampezzo, Tolmezzo, i dintorni, Nemonzo, Socchieve e quant'altro, insomma, c'è parecchia disponibilità del territorio. Ecco, i rally sono ben voluti, devo dire, tutto sommato, e quindi c'è questa apertura e le organizzazioni, come in questo caso Knife Racing con i rally Piancavallo, hanno buon gioco, naturalmente quando si dimostrano valide, competenti,
affidabili, come è il caso di Carnia Pistos per il Rally della Carnia e sicuramente Knife Racing per il Rally Piancavallo. Tornando al Piancavallo, come iscritti, grande numero, lo dicevamo, però anche vetture da brivido, perché al di là della VRC, però tante R5 che, lo ricordiamo, sono le vetture che possono correre al massimo, dico, nel campionato italiano, e questa è una conferma che non solo gli iscritti all'IRC hanno voluto essere presenti al Piancavallo. Sì, certo, avevo un lotto di partecipanti veramente significativo con queste R5 che insomma sono le vetture al top. Siccome prima si giocava un po' sul test mondiale di Toyota, al Rally della Carnia vorrei dire che qualcosa di mondiale c'è anche qui al Piancavallo, perché l'equipaggio Danner Minor, e non so se la pronuncia è corretta, comunque sono due austriaci, e Lika Minor, la navigatrice, che ha ormai più dunque fammi fare un conto, 46 anni, ok, è del 75, classe 75, ha una grandissima esperienza internazionale, ha corso nel mondiale ed era in gara al Rally della Croazia lo scorso weekend, quindi un po' di profumo del campionato del mondo l'abbiamo anche al Rally del Piancavallo. Bene Carlo, io ti ringrazio, ovviamente ci saranno altre occasioni per parlare di nuovo di rally, ma anche di cross country rally, ricordando l'appuntamento di settembre con l'Italian Bahia, che è sicuramente la di spicco dell'automobilismo della nostra regione, ma non solo, una delle principali in campo nazionale, perciò anche in quel caso ci sarai te e saranno altre storie, perché la specialità cambia, da raccontare a settembre, è vero? Senz'altro a settembre l'appuntamento di Coppa del Mondo. Ecco, noi non dobbiamo mai dimenticare che in Italia abbiamo 3 mondiali automobilistici, la Formula 1 a Monza e a Imola, e addirittura adesso abbiamo 2 Gran Premi come nel passato, e speriamo che duri questa beneficiata. C'è il mondiale rally e c'è il mondiale, la Coppa del Mondo Bahia Fuoristrada a Pordenone. Ecco, questa è una cosa eccezionale. Il Fuoristrada Club 4x4 Pordenone la organizza dal 93 con alterne fortune, perché non è andato sempre tutto così bene. Quest'anno grandi auspici, insomma, di una gara che torna a un livello eccezionale. L'anno scorso per il Covid non fu possibile disputarla, quest'anno si torna con una nuova logistica all'interporto di Pordenone, e una corsa che si cala perfettamente nel territorio, come ha fatto con l'Arturia, valorizzando diciamo la pedemontana. Con la corsa mondiale si torna nell'alveo del Meduna Tagliamento, e quindi si torna a privilegiare quel settore geografico. Grazie a Carlo e buon lavoro. Grazie a voi di Telefriuli e buona serata. Nero